Muovere la classifica diventa un obbligo in un campionato bello ed equilibrato come la Serie A. Il Vitulano Dragstore Manfredonia lo sa bene e ha capito che oggi contro la L84 Torino bisogna tornare a far punti. Squadre che dicevamo vengono da situazioni diverse. Subito rischio con Rescia che per 2 volte stava per intercettare il pallone, allontanato in qualche modo da Dovara. 4-3 rimediato in casa della Ital Service Pesaro. Ancora si gira e sblocca il risultato. Lucas Braga, arriva il gol dalla L84 Torino, 1-0 a Manfredonia. André Ferreira, la battuta dalla rimessa, palla indietro, Barbieri, ottimo il tentativo dalla distanza, altrettanto la risposta di Pasculli soprattutto. E adesso arriva il tentativo di Musumeci, a portiere battuto, ha fallito incredibilmente l'1-1. Si scontra con l'avversario, la palla è ancora per Vinicius Rocha. Raguso centralmente alla puntata, palla che esce di poco al lato, ma non è finita. Ronaldo, tunnel a Braga, ancora Ronaldo, uscita ottima di Pasculli, può ripartire in contropiede la L84, Schiocchet per Raguso, risponde presente Dovara. Rescia, Schiocchet, intercetta il pallone, Barbieri, è partito Barbieri e la palla fuori di pochissimo. Ronaldo alla battuta, palla in mezzo, ancora Ronaldo, palla per Pezzin, bravo Pasculli, allontana Rescia. Fischio dell'arbitro, parte Raguso, Fortini e la palla termina in gol. Beffato Dovara, il 2-0 delle L84. Raguso recupera il pallone su Pezzin, Fortini serve centralmente Tuli, c'è spazio per Raguso, palla in mezzo, con il piede l'allontana Dovara. Fatto sta che il venezuelano rimane in campo, palla in mezzo, incredibile Pezzin, non riesce alla deviazione in porta. Altro incredibile errore sotto porta da parte del Manfredonia. Dovara in profondità verso Musumeci che deve affrettare i tempi. Arriva Lucio e la palla sul palo, incredibile. Scarico di Braga per Josico, lo aspetta Barbieri, si accentra il capitano, il tentativo, palla che esce davvero di un soffio. Josico, Braga, ancora per Schiocchet, si distende sulla sua sinistra un bravissimo Dovara. Adesso però si è ripresa, arriva André Ferreira, finta sull'avversario, ancora André, prova l'imbucata, chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Sichera. Attenzione, uscita pressing con Fortini che sale palla a piede, Fortini centralmente, Fortini! Sfiora il triste Fortini. Lucio. Siamo entrati nell'ultimo minuto, palla in mezzo, attenzione, incredibile ancora una volta Musumeci, non riesce su assist di André Ferreira. Fortini calcia da terra Gelve, tutto regolare, gli arbitri lasciano proseguire, ancora Fortini per Josico, chiude la partita la L84 con il gol di Josico per il 3-0. Arriva il suono della sirena al Palace Caloria, il quintetto della L84 si impone per 3-0 sul Vitulano Dragstore Manfredonia.